In 3 contro 1, picchiato selvaggiamente dai banditi che volevano tutto quello che la vittima aveva con sé. Il pestaggio all'ora di cena di sabato nei pressi della stazione ferroviaria di Castelfranco Veneto. Il ventenne è stato avvicinato da 3 connazionali che non hanno esitato a tirargli calci e pugni. Il giovane originario del Nord Africa è finito a terra e non ha avuto alternative che consegnare tutto quello che aveva con sé, circa 600 euro, il bottino dei malviventi che prima dell'arrivo dei carabinieri sono riusciti a far perdere le proprie tracce. Sull'accaduto indagano ora i militari della compagnia di Castelfranco Veneto, determinati a risalire quanto prima agli autori di questo episodio che ha destato parecchia preoccupazione in una zona che molti già evitano di sera. Io fino alle 8 dopo vado via. Fino alle 8 com'è? Ma lascio gli altri dopo. Io avrei paura a star qua da sola, non mi vergogno a dirlo, io ho paura di sera, ho provato a stare una volta o due, ho paura perché non si sa mai, poi da sola c'è una donna. Nelle mani dei carabinieri, oltre ai filmati delle telecamere della zona, anche la testimonianza della vittima, che ha spiegato la sua versione dei fatti.